Sarà la chiesa ortodossa di Loreggio a ospitare domani alle 14:30 i funerali di Alessio Nicolas Popa, il 21enne di Borgoricco morto il pomeriggio di Pasquetta dopo essere scivolato in contrapria ad Arsiero nelle gelide acque del torrente Astico. Un incidente è avvenuto mentre il giovane stava trascorrendo un giorno di festa con un gruppo di amici. Erano le 17:30 quando Alessio Nicolas è scivolato sulle rocce battendo la testa e cadendo in acqua sotto gli occhi degli amici che subito hanno avvisato i soccorsi. Rintracciato e tratto a riva dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per il 21enne non c'era ormai più nulla da fare. Dopo il nulla osta arrivato dall'autorità giudiziaria berica, il funerale, che per volere della famiglia sarà un saluto doloroso ma grato per la vita di un ragazzo che si era fatto voler bene dalla mamma e dal papà, dal compagno della mamma e dalla sorella, ma anche dagli amici. Era affezionato ai genitori, a tutti e due, tanto. È un ragazzo che ha finito gli studi e ha trovato subito lavoro. L'hanno preso al primo colpo. Era una consolazione per i genitori di quei ragazzi che tutti vorremmo avere. Nella casa di San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, dove Alessio Nicolas Popa viveva con mamma Gina e Marius, grande il dolore per una morte difficile da accettare. Dopo gli studi, il 21enne aveva iniziato a lavorare alla nuova Ompi di Piombino Dese. Alla famiglia si sono stretti anche il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron, e l'amministrazione comunale. Prima del funerale, nella chiesa ortodossa sarà allestita una camera ardente per chi vorrà porgergli un ultimo saluto.